Anche una divisa in tempo di crisi può essere d'aiuto, una parola, un consiglio o un semplice sostegno. Un nuovo ruolo, quello che sono chiamati a ricoprire i carabinieri nel nostro territorio, lo rileva il comandante della Legione Veneto, oggi in visita al comando provinciale di Treviso. Tantissimi cittadini si sono rivolti in questo periodo, anche qua nel Trevigiano, ai comandanti di stazione, al carabiniere per chiedere un consiglio, perché li ascoltasse in un momento di difficoltà. Ecco, tutti sono stati ricevuti, tutti sono stati accolti, nessuno è stato respinto, pur non essendo questo un nostro compito istituzionale. Le stazioni del territorio, viste le circostanze, diventano dunque anche dei centri d'ascolto per i nuovi poveri, per chi ha perso il lavoro, non solo più roccaforti per combattere il crimine. Un impegno in più, quello richiesto ai militari dell'Arma Trevigiana, elogiati dal comandante regionale per l'operato degli ultimi mesi. Resta sul fronte delle indagini però ancora una ferita aperta, un caso irrisolto, quello dell'omicidio del caporeparto Emanuele Simonetto, per il quale è stato richiesto il massimo impegno. Vi assicuro che si sta continuando ad operare con intensità e sicuramente, ho detto al comandante del nucleo investigativo, sono certo che arriverai a conclusione conclusione positiva con i tuoi collaboratori e sarò felice di poter accogliere questa notizia ancorché stia per lasciare la Legione. Il generale Sabino Cavaliere, prossimo a lasciare l'Arma Veneta per partire alla volta di Roma, si è accomiatato dal colonnello Gianfranco Lusito. Il comandante provinciale, infatti, da lunedì lascerà la guida dell'Arma Trevigiana per stabilirsi anch'egli nella capitale.